e bentornati a Dai Reporter Sera. Questa sera parleremo di lavoro. È uscito il Job Act, i decreti sono ormai pubblicati, per cui verso marzo ne vedremo già i primi risultati. Parleremo di lavoro, parleremo di impiego, parleremo con le aziende, parleremo con i dipendenti e ovviamente tutto il mondo politico che governa e sovraintende, quindi anche le realtà sindacali. Questa sera con noi andiamo agli ospiti. Buonasera, Elisa Venturini, consigliere provincia di Padova con delega al lavoro. Buonasera e benvenuta, la ringrazio. Il nostro direttore responsabile che è in arrivo, ma noi lo attendiamo sempre con gioia, e quindi abbiamo Luigi Brugnaro, presidente Expo Veneto. Buonasera Presidente, intanto complimenti perché è una sfida importante. Expo Veneto è sicuramente un portale, poi vedremo nel dettaglio che cos'è, perché oggi in un momento di difficoltà rappresenta un'opportunità per le realtà locali. Quindi grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Continuiamo con Paolo Righetti, responsabile mercato del lavoro della CGIL Veneto. Buonasera, poi ci racconterà cosa ne pensa di questo Job Act, se è un valore aggiunto per i lavoratori e per le aziende per svoltare pagina, oppure è qualcos'altro, magari una parte diciamo può essere innovativa, una parte no, vorremmo sapere cosa ne pensa. Con noi anche Diego Moscheni e parleremo e vedremo quindi Union Liberi ci racconterà per le aziende cosa cambia questo Job Act, se cambia, per le piccole e medie imprese, per le grandi aziende, entreremo nel dettaglio. Quindi il Partito Democratico con Giuseppe Solazzo, buonasera e bentornato. E quindi Gualtiero Mazzi, vicepresidente provincia di Verona, buonasera. Buonasera a lei. Benvenuto. Grazie a casa che ci seguite, con noi sempre il pubblico. Abbiamo anche dei tecnici, degli esperti, Stefano Sancio, responsabile lavoro e previdenza Confindustria di Padova. Buonasera, grazie di essere intervenuto. E quindi Filippo Grigio, consulente del lavoro dello studio Cuneo Gambalonga. Buonasera e con lei analizzeremo nel dettaglio le modifiche di questa nuova normativa. Allora, cominciamo a vedere, io comincerei dalla CGIL. Questo Job Act è un valore aggiunto, è un'innovazione, è un cambio, abbiamo rotto dei tabù e serviva romperli peraltro? No, direi che non è proprio quello che viene rappresentato, anzi noi lo vediamo come una forte regressione nel diritto del lavoro. Sul Job Act c'è stata e c'è tuttora una grande mistificazione nella rappresentazione dei contenuti. È stato presentato come un insieme di norme che va a omogeneizzare dando migliori tutele a chi fino ad oggi era escluso e in realtà non corrisponde a quanto viene dichiarato. È perché è una regressione nel diritto del lavoro? È una regressione del diritto del lavoro perché sposta i rapporti e gli equilibri raggiunti in tanti anni fra il datore di lavoro e il prestatore d'opera. L'articolo 18 era una tutela che non impediva i licenziamenti, né collettivi né individuali. Tanto è vero che in questi anni abbiamo assistito a migliaia di licenziamenti. L'articolo 18 era una tutela che impediva e garantiva il lavoratore da un licenziamento di natura illegittima, che in quanto tale dovrebbe essere nullo, cioè un licenziamento effettuato senza un giustificato motivo e senza una giusta causa. Ma in questo senso togliere Padova questa tutela è un elemento di regressione nel diritto e nella tutela del lavoratore. Cioè, parliamo di modalità, di decisioni di licenziamento di un lavoratore, di un'interruzione di un rapporto di lavoro senza un giustificato motivo accertato da un soggetto terzo che produce, una volta che viene stabilita l'inesistenza del giustificato motivo, anziché il legittimo reintegro nel posto di lavoro, perché la motivazione era insussistente e inesistente, una logica di monetizzazione. Il licenziamento era ingiustificato, era immotivato, io però non ti reintegro nel posto di lavoro, ti monetizzo appunto questa scelta anche se era illegittima. Certo. Addirittura con, se c'è il tempo, con delle modalità che veramente sono illogiche anche sul piano del diritto. C'è un lavoratore che viene licenziato anche per motivi disciplinari,
cosa che è sempre stata possibile. La contrattazione collettiva ha sempre regolato i licenziamenti anche per motivi disciplinari, graduando i diritti e i doveri e stabilendo in rapporto ai diritti e ai doveri alla gravità di un'eventuale violazione dei doveri e delle sanzioni, fino ad arrivare al licenziamento per le colpe più gravi. Certo. Così come c'è stato. Diego Oggi Moscheni, viene, ma è possibile? scusi, viene sancito un principio per cui, a prescindere dalla gravità dell'eventuale colpa, dell'eventuale violazione, se viene sancito il licenziamento dal datore di lavoro, basta che sussista il fatto, indipendentemente dal principio di proporzionalità fra il reato, cioè la violazione commessa e la sanzione data, il licenziamento comunque rimane. Rimane senza il diritto alla reintegra e con la semplice indennità e monetizzazione. Certo. Poi, Io questa sera vorrei prendere il modello tedesco e il modello italiano e metterli in un certo senso a confronto, perché anche se non al 100%, ma sicuramente i due paesi si avvicinano in molte analisi. Allora, il modello tedesco, anche lì c'è la facoltà di essere reintegrati in azienda, quindi una sorta di articolo, una tutela simile all'articolo 18, però non c'è tutto il conflitto azienda-dipendente. Moscheni, perché questo non esiste? Perché invece in Italia l'articolo 18 è stato ed è, perché poi non scompare, perché parliamo di solo nuova contrattualistica quando parliamo del Job Act, quindi i contratti che da marzo in poi verranno stipulati tra azienda e dipendente. Chi ha una vecchia assunzione ed è in un'azienda con più di 15 dipendenti, l'articolo 18 rimane immutato. Allora, l'articolo 18 perché è così importante in Italia? Allora, se l'esempio tedesco può essere stimolante per fare in modo che questa Europa finalmente possa seriamente decollare, quindi uniformare anche il trattamento dei lavoratori all'interno delle aziende, ma questo lo vedo come un possibile progetto, ma a lunghissimo termine. L'articolo 18 nel nostro Paese è ormai, come posso dire, materia quotidiana da più anni, e mi pare che, pur essendo stimolante la discussione a livello giuridico, ma dobbiamo calarci un pochino in quello che è il mondo dell'impresa. L'impresa con più di 15 dipendenti ha delle problematiche che sono sicuramente importanti, ma nella nostra regione, parlo del Veneto ovviamente, le imprese con più di 15 dipendenti non sono poi così molte. Certo, sono molte di più le imprese fino a 15 dipendenti. Quindi sì, mi pare che per quanto ci riguarda sia un problema che possiamo sicuramente demandare alle organizzazioni dei lavoratori e alle organizzazioni datorili di alto livello, ma nel nostro contesto regionale credo dobbiamo occuparci in maniera un pochino più particolare e precisa della piccola impresa, quella con meno di 15 dipendenti, dove il Job Act è entrato in una maniera più o meno importante. Credo sia questo forse l'argomento fondamentale. Le imprese hanno bisogno di risposte, non possono più aspettare quello che è stato, quello che sta avvenendo, soprattutto quello che avverrà. Non possono più aspettare. Oggi è arrivato il momento di agire. Se il Job Act si pone in forma propositiva importante, allora forse possiamo esserci. Oggi sicuramente non possiamo dire quali saranno gli effetti di questo provvedimento, ma perché i decreti attuativi li stanno emanando giorno dopo giorno e con il contagocce. Sono già definitivi. Possono essere definitivi finché vogliamo, però non c'è ancora la certezza dell'applicazione. Ad esempio le imprese che andranno ad assumere con l'agevolazione contributiva per 3 anni, per i lavoratori a tempo indeterminato, ancora oggi non sappiamo benissimo se il contratto a tutte le coscienti avrà una certa definizione. Non sappiamo proprio in maniera molto precisa come accadrà tutto questo, in maniera precisissima. E qual è il pericolo che stanno correndo le imprese? Che magari applicano queste norme e magari fra 1 anno o 2 anni avranno un'ispezione da parte dell'INPS e l'INPS ti dirà: ma guarda che qui hai sbagliato perché non potevi fare così, e quindi non hai versato né i contributi a carico dell'azienda né i contributi a carico del dipendente, e a quel punto il fascicolo passa dalle mani dell'INPS alle mani del magistrato, che ti dirà: guarda, sei caduto in sanzioni di natura penale perché non hai versato i contributi a carico del dipendente. Quindi è una norma piuttosto difficile da applicare. Io credo che sia oggi impegnativo farlo.
Faccio appello ovviamente alle associazioni di categoria e agli organismi sindacali di fare luce e chiarezza e soprattutto certezza nell'applicazione della norma. Certo, noi qui con noi abbiamo un consulente del lavoro. Cosa c'è di certo per l'impresa allora ad oggi, visti i decreti attuativi emanati? Allora, diciamo che di certo, lasciandomi al discorso che facevamo prima, c'è lo sgravio contributivo e quindi chi assume oggi a tempo indeterminato, un lavoratore, ha un esonero contributivo, l'azienda, fino a 8.000 euro per i prossimi 36 mesi. Non un qualsiasi dipendente, devono avere delle caratteristiche i dipendenti, Il quindi dipendente deve io non essere... posso avere in forza un dipendente, licenziarlo, riassumerlo con lo sgravio, assolutamente. giusto per chiarire Si ed essere cerca espliciti. di privilegiare la nuova occupazione, quindi voglio dire stabilizzare un rapporto magari precario a tempo determinato, oppure magari un job on call, oppure un contratto a progetto, passarlo a tempo indeterminato, le aziende vengono agevolate e quindi hanno un esonero contributivo per i prossimi 36 mesi, E questa assunzione, questa disciplina vale per tutto il 2015. Quindi questa è una cosa che è entrata in vigore il 1° gennaio traduco, 2015. mi corregga se Sì. sbaglio, in modo che da casa comprendano. Tutte le assunzioni relative al 2015 possono agevolarsi di questi 3 anni di sgravio fiscale, quindi lo sgravio non è per il 2015, è l'assunzione che deve essere fatta nel 2015 affinché per 3 anni possa agevolarmi di questo, chiamiamolo sconto, di 8.000 euro all'anno? Esonero contributivo, Esonero tecnicamente. contribuito, perfetto. Il lavoratore Prego. non deve aver avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. E Quando? quindi Per quanto tempo? negli ultimi 6 mesi. Ultimi 6 mesi. Negli ultimi 6 mesi. Quindi si cerca di andare a privilegiare per l'esonero, per lo sgravio, diciamo, personale che non ha avuto contratti a tempo determinato, ma a stabilizzare i precari. In termini tecnici. E questo è operativo dal 1° gennaio del 2015. In tema di Job Act invece... E questo è certo? Sì. O l'azienda si potrà vedere di qui a X anni un controllo e dire diciamo ma che, avresti dovuto fare diversamente? La normativa è chiara? La normativa è chiara, abbiamo dovuto aspettare parecchio la circolare ministeriale INPS che ci dava gli strumenti tecnici, è uscita la numero 17 2015, ci ha dato i codici anche per porre in essere l'esonero e quindi qui abbiamo ad oggi una normativa chiara. E in tema di Job Act invece i decreti attuativi sono venuti fuori le prime bozze il 24 dicembre, hanno fatto l'iter parlamentare, stiamo aspettando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista venerdì, quindi domani, e il contratto a tutele crescenti, quindi possiamo affermare che entra in vigore il 1° marzo del 2015. Che cos'è il contratto a tutele crescenti? Quindi le persone assunte dal 1° marzo in poi, l'azienda, se la persona cade in questi requisiti avrà lo sgravio ed è una cosa, la persona comunque avrà una tutela di che tipo? Crescente, cosa vuol dire? Significa appunto che la vecchia tutela dell'articolo 18 viene modificata e quindi resta in vigore per soli licenziamenti discriminatori che restano nulli e sono soggetti alla reintegra, mentre se un licenziamento è non giustificato e viene provato in giudizio quindi che la sua illegittimità. Cosa vuol dire non giustificato? Mi faccio un esempio concreto. Un esempio Io la porto sempre a terra perché vorrei che fosse chiara la materia, chiunque segga da casa. Io licenzio un dipendente in violazione dei criteri di scelta che la normativa prevede nella scelta dei lavoratori riguardo a un esubero del personale. Questo è un licenziamento che tecnicamente può essere dichiarato illegittimo. In questo caso vigeva la reintegra nel posto di lavoro. Sì. Ad oggi invece una tutela crescente cosa significa? Monetizzare quindi un risarcimento del danno pari a tot mensilità in proporzione all'anzianità di quel lavoratore. Tecnicamente sono 2 mensilità per ogni anno di anzianità e quindi con un minimo di 4 e un massimo di 24. Più io ho lavorato in questa azienda, più andrò a monetizzare il mio risarcimento del danno, in caso sempre in cui il licenziamento sia dichiarato illegittimo. Purtroppo non c'è nessuna tutela crescente, ma solo monetizzazione crescente dell'indennità di licenziamento. Perché per ogni anno di anzianità è una dichiarazione due propagandistica, mensilità. ma la tutela crescente non c'è. Non c'è un periodo entro il quale il lavoratore nuovo assunto avrà le stesse tutele di chi è già oggi in servizio. Ma non è quello il senso. Per cui non c'è una tutela crescente. Prego. Sì, è un altro. Venturini Prego. diceva. Allora, giusto per dare ulteriori informazioni al quadro che è stato definito fino adesso. Allora, in realtà gli sgravi contributivi sono già stati previsti dalla legge di stabilità, quindi è già dal 1° gennaio che le aziende possono usufruire di questa possibilità. Per quanto riguarda il Jobs Act, è una legge delega, la 183, che aveva bisogno di decreti legislativi per essere attuata. Dei 4, 2 adesso devono essere pubblicati ed entreranno quindi poi ufficialmente in vigore a partire dal 1° marzo.
In modo particolare quello relativo alle tutele crescenti viene definito tale perché la tutela crescente riguarda l'anzianità che viene riconosciuta in termini di indennità. Mi spiego meglio. Il principio che valeva con l'articolo 18, premesso che adesso vale solamente per i neoassunti, vale per le aziende che hanno più di 15 dipendenti e comunque non cambia niente per le piccole e medie aziende che noi abbiamo, quindi alla fine in realtà va a riguardare una minoranza, se poi noi andiamo a vedere in termini quantitativi. Quindi con la regola fondamentale precedente per l'articolo 18 era che in caso di licenziamento era prevista la reintegra e molta facoltà, possibilità, discrezione veniva data al giudice. In questo caso, con questo nuovo sistema delle tutele crescenti, si considera come regola fondamentale non la reintegrazione, ma l'indennità, un indennizzo, che viene determinato in base ad un criterio quantitativo aritmetico, cioè l'indennità viene definita in relazione all'anzianità di servizio e in relazione quindi agli anni che viene prestato servizio da parte del lavoratore, poi c'è un minimo, un massimo di tempo. Naturalmente più c'è anzianità di servizio, più questa indennità aumenta. Per i naturalmente licenziamenti nulli o discriminatori comunque è prevista la reintegra. Non è niente vero che è previsto l'indennizzo. Sì. Quando è che un licenziamento è nullo? È nullo se la persona viene, non so, licenziata in continuità di matrimonio, ad esempio nel periodo che subito dopo dalla pubblicazione il periodo che va dalla celebrazione del matrimonio un anno dopo, piuttosto che nel periodo della maternità. Allora in questi casi il licenziamento è nullo ed è prevista la reintegra. Oppure nel caso del licenziamento discriminatorio, quando viene fatto licenziamento a causa della nazionalità della persona, della religione, dell'orientamento sessuale piuttosto che con disabilità, allora in questo caso è prevista la reintegra e i casi sono fissati tassativamente dalla legge. Quindi con la nuova normativa che è stata introdotta si è voluta, a differenza ad esempio della legge Fornero, ridurre la discrezionalità da parte del giudice e definire a livello normativo i casi nei quali è possibile la reintegra, quindi la reintegrazione in caso di licenziamento che venga fatto illegittimo da parte del datore di lavoro, e che viene ad essere un caso di eccezione rispetto invece all'indennizzo in termini economici qualora appunto ci sia un licenziamento, sto pensando ad esempio al licenziamento economico. Ci si quindi rivolgerà cambia la prospettiva. Meno al giudice e si definirà quindi un accordo tra le parti forse più velocemente? Questo allora viene data anche questa possibilità in realtà, al di là che la norma viene a definire dei paletti ben precisi, viene data l'opportunità al datore di lavoro di ricorrere ad un'offerta conciliativa, cioè di arrivare prima di un eventuale contenzioso a definire in termini di conciliazione con il lavoratore, sempre anche qui stabilendo con dei parametri come deve essere indennizzata la persona. Ora, questo tipo di sistema, che sicuramente si pone in una linea di tendenza che ritroviamo in altri paesi europei, i paesi, sto pensando ad esempio alla Germania, piuttosto che i paesi anglosassoni, in realtà ha bisogno di un'ulteriore parte. Cioè, per avere una riforma completa, noi abbiamo reso più flessibile l'uscita, con dei licenziamenti che diventano più facili, quindi con reintegrazioni che diventano più difficili, quindi è più facile licenziare da questo punto di vista. Però è altrettanto vero che un mercato dove si può con più facilità licenziare dovrebbe garantire un ricollocamento anche più facile, cioè dovrebbero essere attivate delle politiche attive del lavoro per favorire il ricollocamento ed è qui che secondo me la riforma dovrebbe essere approfondita, perché noi abbiamo un altro decreto legislativo, oltre a quello delle tutele crescenti e anche degli ammortizzatori sociali, il quale prevede, oltre agli ammortizzatori che sarebbero delle indennità di disoccupazione che vengono riconosciute, adesso si chiamerà NASPI che va a sostituire la mini ASPI e l'ASPI, il termine, l'acronimo sta per nuova prestazione per l'assicurazione sociale per l'impiego. Questa nuova indennità, quindi che viene prevista, richiede comunque un impegno da parte del lavoratore di partecipare attivamente alle politiche lavorative. Questo l'ha sempre previsto anche precedentemente? Allora, in precedenza in realtà... Il problema forse è l'attività reale e concreta che riesce, che esiste a supporto di tutto ciò, cioè la formazione del lavoratore che è a casa e che percepiva e oggi percepisce o percepirà la NASPI, corsi di formazione, preparazione, ma anche sostenere dei colloqui per un reinserimento lavorativo. Io in questo senso vorrei che mostrassimo la prima slide
dove vediamo le politiche del lavoro e l'investimento che lo Stato italiano, e lo rapportiamo sempre alla Germania, perché questa sera ci permetterà un po' di fare un confronto con una realtà che sicuramente funziona un po' meglio della nostra. Qui vediamo quanto investe il paese Italia, l'1,7% del nostro PIL, rispetto ad una Germania che investe l'1,8%. Così a colpo d'occhio potremmo dire sì, somiglia molto, diciamo, investiamo quanto la Germania. Se proseguiamo però, noi sappiamo che il PIL della Germania è ben diverso dal PIL italiano. Questi sono dati relativi al 2011 che erano i più attendibili e certi, ma vediamo sono 26 miliardi di euro contro 46. Questo è l'investimento che fanno i due paesi, per capire. Investimento nelle politiche del lavoro. Vuol dire, dicevamo, quelle passive, Sì. se andiamo avanti vediamo che il riproporzionamento, le politiche passive vuol dire lo stipendio mensile, che sia ASPI, NASPI o come lo si voglia chiamare, Che è il l'indennità di lavoratore senza disoccupazione. lavoro, l'indennità Sì. di disoccupazione, percepisce per la durata prevista dalla normativa, ma anche la politica attiva, che è la politica di reinserimento, per cui il seguire il lavoratore passo passo affinché possa ricollocarsi. Qui vediamo i due paesi, la Germania è in blu e l'Italia in giallo. Ed è veramente drammatico, mi ha sorpreso moltissimo la politica attiva italiana, 5 miliardi contro 23 della Germania, mentre sono molto simili le politiche passive, quindi ripeto, questo indennizzo mensile che percepisce il lavoratore che non ha più un lavoro, quindi è a casa. La politica di tipo attivo in Italia è estremamente bassa, quindi i centri per l'impiego, ad esempio, sono le strutture che dovrebbero lavorare per reinserire il cittadino italiano nel mondo del lavoro, quello è l'investimento che viene fatto in Italia. Allora, sono due sistemi diversi. Allora, fino adesso noi abbiamo avuto un tipo di sistema, con un mercato del lavoro abbastanza bloccato, un tipo di sistema in Italia che si connota soprattutto per l'assistenzialismo, dove noi quindi abbiamo caricato molto sugli ammortizzatori sociali ed è quindi la parte passiva questa. Penso alla cassa integrazione piuttosto che all'indennità di mobilità, piuttosto che alle ASPI, alla mini ASPI, quindi all'indennità di disoccupazione. Questi rappresentano gli ammortizzatori e quindi rappresentano la politica passiva che viene avviata. E si contraddistingue perché è all'interno di un sistema anche dove diventava difficile licenziare. Adesso si sta cambiando sistema, si dice allora, diventa più facile licenziare rispetto a prima, quindi meno reintegra, più indennizi in termini di risarcimento, però devono essere applicate, devono essere avviate delle politiche attive. Cioè è vero che diventa più facile licenziare, ma deve essere altrettanto vero che io Stato devo dare l'opportunità di trovare più facilmente lavoro. Attraverso che cosa? Attraverso le strutture che funzionano, che dovrebbero essere i centri per l'impiego. In Germania... E qui la interrompo, centri per l'impiego che sono a capo delle province, sono gestiti dalle province, allora, province che oggi sono in difficoltà. Su questa battuta io la fermo, andiamo in pubblicità. Un minuto e torniamo a parlare di lavoro, di impiego e di economia in Italia. 30 secondi.